non è figlio di un dio minore. L'olio d'oliva, prodotto in Valpolicella, è DOP. Ha un gusto deciso in una veste delicata. L'Amarone paradossalmente è un vino che ha una storia, se vogliamo, relativamente breve, data quella che è l'antichità della produzione di vino in Valpolicella. Il vero vino antico della zona è il Recioto, che veniva prodotto già in epoca romana con il nome di Retico. L'Amarone è un vino nato, se vogliamo dire, paradossalmente per errore, e quindi questo lo rende ancora forse più intrigante e più curioso. E questo appassimento, che produce una riduzione di peso che si aggira intorno al 40%, quindi c'è una grande concentrazione nelle uve, genera un vino che è appunto l'Amarone, che ha la grande particolarità, e probabilmente è quello che lo rende veramente unico, di coniugare una grande potenza e una grande struttura con una morbidezza e una delicatezza che è difficile riscontrare in vini di, chiamiamoli se vogliamo, pari categoria. Il turista deve venire qui, percepire questa cultura, viverla, emozionarsi su questo. L'aspetto emozionale del vino, a mio avviso, è essenziale. E emozionarsi non significa solo emozionarsi per il conto esagerato del vino, bisogna fare anche un prodotto economicamente sostenibile per l'azienda, ma anche per il consumatore. In questa grotta hanno vissuto per diverse migliaia di anni, prima l'uomo di Neanderthal e poi Homo sapiens anatomicamente moderno. I livelli che vedete alle mie spalle sono tutta una serie di frequentazioni da parte dell'uomo di Neanderthal, che viveva di caccia e raccolta ed era nomade. Successivamente poi è giunto qui nella grotta l'Homo sapiens, che anche lui era un cacciatore nomade, raccoglitore, e ha vissuto qui per un certo numero di anni. Quello che tengo in mano è uno dei reperti più importanti e più antichi che noi conosciamo. Si tratta dello sciamano ed è una raffigurazione che rappresenta un umano in piedi con le braccia allargate, un copricapo, forse un'offerta. Questa è uno dei reperti più antichi, è datato 43.000 anni dal presente con una datazione calibrata, ed è per il momento il più antico che noi conosciamo in Europa, che vale a dire al mondo. La grotta è visitabile sempre su prenotazione o chiamando l'ufficio Yacht di San Pietro in Cariano o l'ufficio Yacht di Molina.
La domenica mattina, dopo la messa ultima, l'abitudine è quella di passare dall'osteria per fare 2 chiacchiere e durante l'estate con la soppressa e durante l'inverno con una fetta di cotechino, l'aperitivo si fa associando un bicchiere di vino buono. La prima ricetta che vi mostriamo oggi sono i fegatini di pollo. Fanno parte da sempre della cucina tradizionale veronese, si preparano in modo molto semplice con un po' di cipolla appassita. Quando lentamente è bella morbida si aggiungono i fegatini. Hanno bisogno solo di molto burro nel fondo, naturalmente, un po' di sale, salvia per aromatizzare, una rosolata velocissima e in 5-10 minuti al massimo sono pronti. Sono anche molto buoni se sono belli al dente. È un piatto che nella cucina veronese accompagna le paparelle, quindi tagliatelle in brodo alla domenica. Noi lo usiamo con un'alternativa per proporre una cucina leggermente diversa, li usiamo dentro la crema di zucca. Viene messa a bollire con latte fino a quando diventa bella morbida. Si aggiungono poi dei crostini di pane saltati nel burro e si lascia cuocere molto lentamente. Qui ci troviamo sul colle di Santa Maria Valverde o di Minerva, in ricordo del toponimo che indica la presenza di un tempio pagano dedicato alla dea Minerva. Siamo sul colle di fatto centrale di tutta la Valpolicella, sopra la valle di Marano, che è a sua volta la valle centrale della Valpolicella, tra Fumane e Negrà. È la terra di Emilio Salgari. Le nostre avventure proseguono a Negrà. Qui hanno sempre qualcosa in palio, dal recioto all'olio. Insomma, Negrà di Valpolicella è conosciuta in tutto quanto il mondo, i nostri amaroni e i nostri reciotti, quindi l'altissima qualità dei nostri vini, sono bevuti da tutti quanti i papi storicamente. Ogni anno difatti queste tradizioni dei terreni agricoli vengono sviluppati proprio a Pasqua con il palio del recioto e dell'amarone e a Natale invece il palio dell'olio, quindi tipicità della Valpolicella esportata in tutto quanto il mondo. Questa è una cantina Valpolicella di Negrà, nasce nel 1933 ed ha come suo primo presupposto la nascita dell'Amarone nel 1939. L'Amarone è un vino che ha conquistato a metà degli anni 90 tutti i mercati internazionali per arrivare oggi in tutta la denominazione Valpolicella a 312.000 quintali di uva, ben 10 volte quanto si produceva negli anni 70 quando è nata la DOC, e oggi è un vino che incontra il gusto di tutti i consumatori perché riesce a unire potenza ed eleganza ad armonia e gentilezza. Questa bottiglia è del 39, la nostra cantina è nata nel 33 e siamo riusciti a trovare questa vecchia bottiglia, la teniamo nel nostro caveau ed è l'orgoglio, la bandiera della nostra azienda che è composta da 220 soci, per cui questa rappresenta le fatiche quasi di un centinaio d'anni, tra poco, di produzione di Valpolicella.
e si va a funghi. Qui c'è tutto da vedere, conserviamo che il nostro territorio, vero? Noi non siamo portati a, non è una regione, un posto industriale nostro, ci teniamo anche a tenerlo così perché ci si può anche lavorare e guadagnare proprio col territorio, con la bellezza, con la cura del territorio. Qui sicuramente quello che suggeriamo è di rimanere e diventare semplici, quindi tornare un pochino con i piedi nel passato e non andare alla ricerca di tutte queste cose artificiali. Ora dici se... Aspetta, il cellulare. Posa bicicletta, posa bicicletta. Parlare di Valpolicella non significa esclusivamente parlare di vino, di amarone, caratteristiche fondamentali comunque di questo territorio, ma significa anche aggiungere un prodotto termale. In questo momento abbiamo appena aperto una struttura straordinaria, Acqua Ardens, la seconda struttura in Europa, 5.000 metri quadrati di superficie d'acqua, un investimento di 30 milioni di euro, veramente un vanto per il territorio della Valpolicella che va ad aggiungere al proprio turismo naturale un'ulteriore opportunità, quella del termalismo. Un termalismo di qualità, un turismo di qualità che va ad agganciarsi con tutto il turismo della Pedemontana. Biciclando in Valpolicella all'inseguimento della mongolfiera perduta nei cieli del Veneto. Ma anche oggi abbiamo capito che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che c'è qualcosa di buon e di bello, perché questo è il Veneto, tra terra e cielo.